Assessore, un intervento importante per la tutela delle acque, ma anche per superare l'infrazione comunitaria che pende sulla regione, sull'Italia. Sì, direi un intervento importante sotto ogni punto di vista. Il discorso ambientale è prioritario perché stiamo parlando della realizzazione di un impianto di depurazione che ci permette di dire che anche Trieste sarà assolutamente all'avanguardia nel pieno rispetto della normativa, anche dei dettami appunto che l'Unione Europea pretende per quanto riguarda il trattamento delle acque. Stiamo parlando di un intervento che anche fa aprire un cantiere importante, quindi la dimostrazione che investire sull'ambiente vuol dire anche favorire lo sviluppo e posti di lavoro e insomma interventi di rilancio anche economico, e allo stesso tempo un intervento che ci aiuta a superare quella che è l'infrazione comunitaria più datata che interessa la nostra regione. Ricordo che questa amministrazione regionale, quando si è insediata, ha trovato una situazione di procedura già conclusa con una sanzione quindi diciamo già irrogata, e il lavoro che è stato fatto è proprio per scongiurare il dover arrivare al pagamento della sanzione stessa. Quindi stiamo cercando di fare il possibile con quindi un cronoprogramma molto rigoroso che è poi il soggetto attuatore che il gruppo ERA dovrà rispettare per arrivare alla fine di questo intervento, quindi al superamento dell'infrazione nei tempi più contenuti possibili. Un intervento importante per Trieste e per tutto il nord Adriatico, con tecnologie anche innovative per quanto riguarda la depurazione. Sì, direi senz'altro di sì. Questo progetto di Trieste rappresenta un tassello in una serie di interventi che stiamo realizzando sull'intero nord Adriatico, che abbraccia investimenti per 230 milioni di euro e che vede idealmente collegate tra loro Trieste, Rimini e Padova, che sono i tre centri nei quali si concentrano i maggiori interventi. Ecco, per quanto riguarda l'intervento di Trieste, appunto viene messo diciamo, in disparte il vecchio depuratore con una tecnologia nuova, meno impattante e, come dite voi, che dialoga con il mare. Sì, senz'altro, questo è un progetto che ha nella sfida anche tecnologica una delle sue componenti più importanti, tecnologie nuove per trattare al meglio le acque in modo da poterle rilasciare, restituire al mare in perfetto controllo e anche rilasciarle nel modo in cui il mare è possibile le può accogliere.